spettacolo. Che roba. Ciao a tutti, oggi siamo vicino al Pian del Consiglio, siamo vicino a Tambre, al Pago dice già, e siamo partiti da Pian Formosa, dalla Malga Formosa, e proviamo ad andare al bivacco Toffolon. Il cartaglio dice 2 ore, noi che andiamo piano ce ne metteremo un po' di più, non c'è problema, tanto siamo partiti presto questa mattina, c'è una giornata molto fresca, non ho guardato ma ci sono 15-13 all'uscita dalla macchina. Se invece c'è una giornata tanto calda, non so se è proprio consigliato. Allora, il percorso è poco più di 3 km, ma con 800 metri di dislivello, quindi la pendenza è tosta, spinge bene. Parti in mezzo al bosco, ma poi dovrebbe aprirsi su una sassaia. Qua non ci moglia mai, la pendenza è pazzesca. Tutta una sassaia. Secondo noi sarà peggio scendere che salire rispetto a salire. Adesso c'è un piccolo intermezzo con degli alberi. Super pendenza, mamma mia, se sali, sale. Ero già che ripida. Sto risparmiando energie per respirare. Per sopravvivere qua. Stupendo, guardate che panorama. Arriviamo da là
Adesso c'è questa specie di vagliata di sassi e erba e lì sopra fra pochi minuti troviamo il bivacco. Siamo arrivati quasi. È una bella faticata venire su, ma ripaga sicuramente. In questo momento è 1 ora e mezza che siamo partiti, con pausa di 1/4 d'ora. Oh, siamo arrivati. Siamo arrivati. Quel bivacco Tofolion. E guardate qua. E ho salvato la cosa più preziosa. E abbiamo salvato il pomodoro. È ancora intero. Bene. È del panino. Ci serviva il pomodoro per il panino. Ormai siamo drogati di pomodoro. Allora proviamo a fare un bivacco tour. Vai Jenny, prova a aprire. Guarda che sono forte. È stato più facile di quanto pensassi. Vediamo il bivacco. È piccolissimo, sarà 1 metro quadro, no dai. Allora c'è un tavolo con 2 panche, 1, 2, 3, i tipici 9 posti letto. C'è l'armadiettino, no? C'è un armadietto, vediamo un po'. Da qua si può vedere una scatoletta di tonno mare blu, una torcia di quelle asciutta, del sale che non manca mai. C'è il timbro e noi continuiamo il libro del bivacco che adesso firmiamo. Allora qui c'è il timbro, noi non abbiamo mai pezzi di carta su cui timbrare e quindi timbriamo sempre sugli scontrini. Culo il Covid, d'accordissimo. Allora qua c'è gente che si lamenta del Covid. Occhio, il bidone dell'acqua contiene residui di vernice. Allora, oggi 19 luglio, Ieri è venuto su una che non ha scritto niente. Gaia DP. Allora qua c'è una, non so se si riesce, la montagna per spiriti liberi, trovaci su Facebook. Ci sono un sacco di coperte sopra e cartelli con divieti di usare il bivacco. Allora siamo arrivati qui dopo 1 ora e 50 di tempo, però abbiamo fatto 1/4 d'ora di pausa per una merenda. Comunque le 2 ore ci stanno tutti. Il sentiero è abbastanza tecnico, nel senso che sono dei bei sassoni da scalare e spesso il terreno frana, quindi prestare molta attenzione. E il bivacco comunque è bellissimo, è proprio il senso di sopravvivenza. Forcella Antander 2018. E che panorama! Wow! Che spettacolo! Pazzesco! Pazzesco! Cioè, quel panorama è il più brutto di tutti. Allora, il menù di oggi: medaglioni, basilico e pinoli. C'è della ricotta disegnata però, quindi penso ci sia anche la ricotta. Ma il top è No, ancora forte sì. crocchette di tofu, miglio e spinaci da un'azienda di Ravenna, Natura e Bontà.
Allora, aspettando che si scaldi l'acqua, vi racconto una cosa. Abbiamo guardato un po' di video di altra gente che è venuta qui nei giorni scorsi per farci un po' un'idea di cosa ci aspettava, e tutti quanti venivano su e trovavano nebbia, nel senso che ci sono le nuvole che vengono su, e anche noi abbiamo nebbia. Siamo abituati dalla pianura padana con la nostra nebbia, ce la portiamo ovunque praticamente. L'acqua bolle. Troppa acqua, amore. Dopo piscoliamo. No, ma va bene. In discesa non è facile, ragazzi. È più difficile in discesa che salita. Loro sono giovani. Avanti, fioi. Io vado. Ciao ragazzi, buona giornata. Grazie e buon ritorno. Beh, insomma, buon appetito. Grazie. Grazie. Quindi voi dovete mangiare giù? È a casa ormai. Aia, conviene muoversi allora. Come fai i piatti? Sì, anche avanti, ma niente fretta perché piove tra poco. Va bene, andiamo dentro ora a mangiare. Avanti dove muoversi. Un altro? Oh, basta. E questo teniamo per il panino. Sì. Hai la tua forchetta? Oh, ho dato dentro un biscio. Ma hai una forchetta sola, amore? Ne ho due. Ne ho tre, anzi. Sì. Via. Finisco. Era giusto, vero? Perfetto. Se vedete cose strane nell'obiettivo è che ci sono delle mosche. Buon appetito! È arrivato il momento del secondo. Come si chiamano quelli? Sono pucce salentine. Allora, è puccia salentina con polpette di natura e bontà, crocchette di tofu, miglio e spinaci, 100% vegetale da agricoltura biologica. Questa è produzione artigianale, non le trovate al supermercato. No. Un po' di origano sul pomodoro, pomodori dell'orto. Della Silvia. Ciao Silvia, grazie per i pomodori. Sono buoni. Avevo iniziato a registrare mentre ho tagliato il pomodoro perché sapevo di fare il disastro e di prendermi un sacco di parole, invece è andata bene stranamente. E questo che fa rumore? È il sgabaglio che fa lo stesso rumore della lente che mette a fuoco. Sta arrivando una super nuvola. Io sto leccando l'olio così. Maggiorana e basilico e origano. È tutto abbinato oggi. Primo prodotto che assaggiamo, sentiamo com'è. Allora proviamo a fare una cosa, prendo se viene bene. Allora, Ai, le gambe. facciamo il video del dettaglio. Guardate il dettaglio. Ah? Bisogna grattare con... Guardate il panino. Bisogna grattare con questo dopo. Ti sei messo seme per caso? Certo. Non vuoti? Sono due culetti di pomodoro. E buon appetito. Ho messo il piede in una buca grossa. E? E qui devo togliermi un sasso dal piede. Andranno giù. Sai che voglio caffè anch'io un altro. Si sente che viene giù da là sopra dai pazzi. Ah, vedo anche il cane. C'è il cane. Buon caffè. Adesso vi faccio vedere come preparare il secondo caffè con moka calda. Allora, abbiamo questa bellissima presina. Svitiamo la parte sotto. Cavolo, collo. Questo intanto li appoggiamo.
e ci resta questo qua. Adesso sempre con la presina, così non ci bruciamo, lo capottiamo per tirare via il pirolio. Pirolio. Non so come si chiama. Filtro. E questo è ancora caldo. Gli mettiamo subito l'acqua, così si raffredda e l'acqua si scalda già un pelino, e così aiutiamo, così usiamo un po' meno gas dopo. E adesso si può già toccare e lo mettiamo qua. Con la presina scuotiamo il filtro, mettiamo su e caffè e riavvitiamo. Allora, abbiamo portato con noi un mazzo di carte trevisane, quelle da briscola, e le lasciamo qui al bivacco per chi vuole giocare e vuole passarsi un po' la serata in maniera diversa. Ho fatto io le carte, tocca a te. Bastoni e briscola. Dammi dei punti! Hai stufato, ne ho sempre. Era ora. Diavolo, che brutta mamma Butta nasso a caso. mia. Momento cruciale. To. Coppe niente, tutte e due. Niente male. Ha vinto la Ge. Forse Ragè, racconta cosa stai facendo. allora lasciamo un mazzo di carte gentilmente donato dal Papi e lo mettiamo qui in rifugio, così i ragazzuoli che vengono su possono giocare, e glielo scrivo anche così nessuno se lo inchiappa. Allora, dopo il nostro pranzo abbiamo lasciato tutto in ordine e cominciamo la discesa, che secondo noi è più difficile della salita, in quanto il terreno non è proprio stabile e quindi bisogna prestare molta attenzione e non abbiamo i bastoncini questa volta. Comincia la discesa. Ecco, vedete la discesa com'è? È bella ripida. Allora, in discesa abbiamo appena fatto quella sassaia lì. Adesso capisco perché nei video che avevamo visto in internet nessuno faceva vedere la discesa. Cioè, è veramente pericoloso scendere di lì. Dopo c'è naturalmente gente che fa trail, che la fa correndo. Io ho un'invidia grandissima, complimenti, perché veramente serve un piede non fermo ma scivoloso. Bravi. Noi siamo andati pian pianino e finalmente abbiamo passato quel pezzo. Consiglio l'uso dei bastoncini e scarpe serie da trekking, non venite con le scarpe da ginnastica. Il sentiero in generale è impegnativo e serve anche un minimo di allenamento. Mancano 10 minuti alla macchina, abbiamo trovato questo tavolino, adesso ci facciamo un altro caffè e concludiamo questa bella escursione ma molto impegnativa. Serve un po' di tecnica. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!